Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con il primo appuntamento di infofriulitv.net, linea diretta mattina. Quest'oggi, come ogni venerdì, diamo spazio agli amici dell'associazione Acquirenti e lo vedo già collegato con noi e ve lo presento subito, l'avvocato Ettore Giulio Barba. Eccolo qui, buongiorno avvocato e ben ritrovato con noi. Oggi Buongiorno. parleremo di diciamo così, incidenti stradali ma non causati direttamente ma indirettamente, no? Perché parleremo insomma di quelli che possono accadere ogni tanto, no? Nel senso che magari uno in bicicletta sulla strada cade a terra o inciampa o con la macchina ha problemi perché prende una buca e Certo. via dicendo. Allora oggi con i nostri amici di Acquirenti, in particolare con l'avvocato Barba, parleremo e daremo consigli utili per capire un po' come funziona il tutto e come ci si deve comportare se accade ciò. Ok, buongiorno a tutti. Allora, parliamo quindi dei sinistri che si verificano in seguito alle insidie stradali. Cosa sono le insidie? Le insidie sono delle anomalie della strada che non è possibile prevedere o evitare utilizzando l'ordinaria diligenza. E se l'anomalia invece è visibile e prevedibile, in questo caso ricordiamoci che gli utenti della strada, quindi parliamo sia di automobilisti, sia di ciclisti, sia di pedoni, hanno comunque l'obbligo di fare tutto il possibile per evitarlo. Allora, facciamo un presupposto: le strade sono affidate ai singoli enti, che possono essere i comuni per quanto riguarda le strade comunali o i marciapiedi comunali, lo Stato per quanto riguarda le statali, o anche delle società private parastatali, le autostrade, nel caso in cui il problema si verifichi in autostrada oppure appunto in Senta avvocato, giusto che visto che siamo in tema, lei parla di concessioni e via dicendo, e se poi chiaramente lei adesso andrà a spiegare questo, però intanto le do già una domanda supplettiva. Se accade in una strada privata, ipotesi? Nel caso della strada privata, se l'obbligo di manutenzione è a carico dei privati, sono loro che purtroppo devono rispondere, quindi devono occuparsi della manutenzione delle strade. Parliamo del vicoletto, proprio con strada privata. In quel caso lì appunto rispondono i privati. Chiaramente immagino ci sono comunque delle varianti in corso d'opera, no? Nel senso che in questo caso è da capire se la strada è transitabile o si tratta di una strada privata, proprio Esatto. nel senso che con un cartello che vieta l'ingresso anche, no? Oppure Esatto, ci sono dei casi che lei mi insegna che ci sono delle strade private però accessibili, no? Delle viuzze che, diciamo così, comunicano con altre strade, però nel contesto sono private. È sempre da verificare chi ha l'onere della manutenzione. Quindi se il comune non ha l'onere della manutenzione ma spetta ai privati, ai proprietari, perché per esempio il vicoletto, pur accessibile, è comunque di proprietà esclusiva dei privati e serve alle persone che vanno a trovare ovviamente il privato cittadino, lì in quel caso la responsabilità non è più dell'ente pubblico e sarà il caso, oltre di occuparsi della manutenzione, anche di stipulare una polizza. Senta, mettiamo il caso che questa via privata sia, faccio adesso un nome a caso, tanto per dire, no? Metto via Omar Costantini, no? C'è una via dedicata a me, però è una strada privata perché ci sono più case in questa via, è asfaltata, regolare, eccetera, intercomunica con altre strade del comune o con la statale vicina, via dicendo, però mettiamo il caso che io prenda questa strada per, diciamo così, scorciatoia in un certo senso, no? E mi accade che o a piedi o con la bicicletta o con la macchina, rispettando il limite e via dicendo, succede un danno, però io non devo andare per forza a trovare uno, ma la utilizzo in un certo senso come scorciatoia. In questo caso vale la stessa regola oppure è a carico mio la spesa? Allora, per quanto riguarda il danno da circolazione, ovviamente di chi lo procura, quindi io entro in una strada privata con la mia macchina, creo un danno a qualcuno, sono io che devo pagare, la responsabilità è mia. La responsabilità è dei privati, della loro assicurazione, se c'è la buca, se c'è un'insidia, se doveva essere fatta una manutenzione che non è stata eseguita. Sa perché le faccio questa domanda? Sì.
perché c'è una via, ad esempio nel mio comune, all'altezza della stazione ferroviaria, dove effettivamente è una strada normale, però è privata, nel senso che se uno vuole ci passa, la usa diciamo come scorciatoia in un certo senso, e praticamente la usa, dicevo, come scorciatoia. Però mettiamo il caso che io passi in bicicletta o con la macchina, ripeto, rispettando i limiti di velocità, tutto quello che concerne il codice della strada, prendo una buca che è lì, che non la vedo, e mi si rompe il disco dei freni, o faccio fuori il semiasse, adesso proprio voglio esagerare, oppure con la bicicletta cado per terra, vale la stessa regola, nel senso che un conto è andare in una strada privata per andare a trovare magari una persona, un conto è passare per utilizzarla come transito, perché ripeto, è un caso un po' particolare, no? Particolare, sì, perché è una strada di intercomunicazione, tanto per essere chiaro. Assolutamente, ma non mi è capitato personalmente. Certo, io proprietario della casa all'interno della strada privata, posso effettivamente opporre il fatto che un determinato utente non doveva essere lì in quel momento, non doveva accedere. Diciamo che in quel caso lì verrebbe fuori uno dei classici casi in cui in Italia può andare in un verso, può andare nell'altro la giurisprudenza, quindi sarebbe da verificare nel caso di specie. Si creerebbe un famoso storico in un certo senso, un caso particolare. Sì. Comunque, ripeto, ho sempre un onere, l'onere di manutenzione comunque sussiste e va rispettato, onde evitare problemi di sorta. E torniamo a quello che succede quando ci imbattiamo nell'insidia. Allora, abbiamo detto che c'è comunque un soggetto, solitamente un ente, che è preposto alla manutenzione della strada. L'ente deve occuparsi della manutenzione in maniera diligente. Questo però non vuol dire che qualsiasi cosa succeda per strada è responsabilità dell'ente, in quanto ci sono due limiti alla responsabilità. Il primo limite è il caso di forza maggiore, il caso fortuito. Faccio un esempio: sono in autostrada, cade un fulmine davanti a me a 200 metri, fa un buco, finisco nel buco, non è che posso per quel determinato incidente andare a chiedere un risarcimento al concessionario della strada. Quello è un caso di forza maggiore, purtroppo, sfortuna, è successo e nessuno mi andrà a pagare quel danno, a meno che non ci sia un'assicurazione privata mia. L'altro caso in cui c'è il limite di responsabilità è quello appunto che l'insidia non era occulta, quindi era ben visibile e una persona normalmente diligente la poteva evitare. Vedo un cratere immenso e non posso dire ci sono andato dentro, è colpa dell'ente che non è intervenuto, laddove l'ente magari ha progettato, ha previsto il lavoro, ha transennato, ha fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il sinistro. In tutti gli altri casi, che parliamo di auto, che parliamo quindi di automobilisti, che parliamo di ciclisti, che parliamo di pedoni, verosimilmente ho diritto ad avere un risarcimento. Quindi nel caso della piccola buca che magari il comune conosceva da tempo, sapeva che era pericolosa, e chi vive nelle vicinanze è a conoscenza del problema, nel suo caso probabilmente non avrà diritto a un risarcimento. Il passante invece, che capita lì per caso e cade dentro, avrà sicuramente diritto ad ottenere. Senta, un altro consiglio che si può dare anche indirettamente o direttamente, in caso che magari uno prenda una strada, perché può capitare, magari una persona abita in campagna e per motivi X, Y e Z può avere magari due uscite, no? Una sulla strada principale, magari una in una strada di poderale, per modo di dire, no? Una strada di campagna. Mettiamo il caso che uno, in questo caso, consiglia a lei di mettere sempre l'avviso, cioè di segnalare la proprietà privata? Sì, sicuramente, quello lo suggerisco. Assolutamente. Perché magari la domanda sembra quasi scontata, no? Però può capitare che magari ti trovi qualcuno nel cortile senza sapere dove sbuca, e questo magari è uno che si fa la passeggiata per i campi, vede quello che noi chiamiamo in friulano la Sterezzade, no? Che è la famosa strada, diciamo così, a uso proprio per quanto riguarda i propri servizi, no? Lo sterrato di turno, e questo magari ti entra, cade per terra e si fa male, e magari non hai messo nemmeno, è chiaro che è evidente che è in proprietà privata, però potrebbe eventualmente farti una
una denuncia perché non hai segnalato, non so, la proprietà privata, via dicendo? Ma potrebbe accadere. A quel punto probabilmente riesco a evitare di pagargli i danni, però diciamo che sono sempre rogne che è meglio evitare, quindi sempre meglio avvisare e mettere un cartello col divieto d'accesso, indicazione di proprietà privata, onde evitare situazioni spiacevoli del genere. Soprattutto in questo periodo dove tra zone rosse eccetera la gente è più in giro per i campi che a casa, tanto per essere chiari. Assolutamente. Certo. Assolutamente. Prego, può continuare. Bene. Niente, a questo punto volevo dare qualche indicazione, qualche suggerimento su cosa fare nel caso in cui ci si trovi purtroppo a cadere nella classica buca. E allora, è importante innanzitutto riuscire a, diciamo metaforicamente, fotografare la situazione, quindi a fissare il fatto che io sono caduto esattamente in quel punto e per quel motivo. Cosa migliore se ci sono testimoni. Non ci dovessero essere testimoni, il suggerimento è di chiamare, se ci si fa male, di chiamare aiuto, di non recarsi autonomamente in pronto soccorso, se poi si ha idea di fare qualcosa, di chiedere un risarcimento. È meglio o far venire i soccorsi o chiamare anche eventualmente su strada comunale i vigili che sopraggiungendo poi sono tenuti a fare una referta, a verbalizzare e quindi a fotografare dove io sono caduto e perché sono caduto, se c'era una buca. Fare fotografie, fare qualche rilievo col cellulare, insomma, lo possono fare tutti, sempre meglio avere un minimo corredo. Poi a quel punto il suggerimento è di rivolgersi in questi casi a un'associazione piuttosto che a un professionista per valutare effettivamente se ci sono gli estremi per andare a richiedere un risarcimento. Ricordiamoci che molto spesso, soprattutto i comuni, sono restii a risarcire, nel senso sono sempre assicurati ovviamente, quindi non è il comune che paga di tasca sua, ma molto spesso accade che il comune vuole evitare che arrivino richieste di risarcimento a catena o pretestuose o persone che vogliono approfittare, quindi spesso ci si trova di fronte a un muro di gomma, quindi è bene avere sia ben fotografata la situazione, sia avere un supporto, insomma, chiaro. Senta, la regola, mi permetta, la regola vale anche nel caso in cui la vittima dell'incidente, l'incidente stesso venga provocato dall'attraversamento di un animale selvatico? Allora, intanto quello deve essere segnalato che c'è il rischio di attraversamento, parliamo delle strade più spesso di montagna o di collina. Il problema è che se è segnalato l'attraversamento, in quel caso se c'è il sinistro la responsabilità purtroppo è dell'utente che era stato avvisato e doveva tenere una velocità limitata. Cioè io per fare un esempio, facciamo un esempio stupido, tanto per essere chiari, no? Io sono in bicicletta o a piedi, passo per una strada comunale o una ciclovia e all'improvviso c'è il cartello, però mi sbuca fuori un cinghiale, per dire, io anche se andavo piano eccetera, mi arriva addosso, cado per terra, mi faccio male, non è responsabilità indiretta ma è responsabilità diretta mia, cioè nel senso che purtroppo, mi attacco io al tram, tanto per essere purtroppo chiaro. Sì, se hai segnalato il rischio, il pericolo, l'ente si è messo al sicuro, al riparo da contestazioni, certo. E addirittura per certi tipi di animali il rischio di dover essere io a pagare una multa, faccio l'esempio dei cervi in montagna, e in quel caso sono addirittura appunto io che investo, mi distruggo completamente la macchina, perché questo è quello che succede, e sono costretto a segnalarlo, poi c'è chi scappa, ma insomma dovrei segnalarlo e tendenzialmente rischio di dover pagare anche una sanzione per non aver prestato attenzione in quel particolare punto. Sì, anche se è una frazione di secondo, tanto per essere chiari. Sì, purtroppo sì. Anche se per caso, no, è giusto che ne parliamo, perché visto che questa è una trasmissione fatta apposta, io le faccio domande anche un po' particolari per capire, no? Cioè magari io sto viaggiando col mio mezzo a 4 ruote o 2 ruote, i vigili o la polizia stradale, chi per esso, insomma, viene a fare il rilievo del sinistro. Gli accertamenti dicono che io ho rispettato al 101% il codice della strada, l'animale muore, sono problemi miei, insomma. E se ho rispettato tutte le normative, tutto, no, magari non posso essere condannato a pagare una sanzione, però se era avvisato, se è una zona a rischio di transito di animali selvatici, è difficilissimo riuscire a ottenere un
si deve sperare magari che nel contesto del sinistro ci sia di quello che stiamo parlando oggi, cioè che magari la strada stessa rovinata o qualche buco eccetera, che magari ci dia una mano per compensare il danno. Oppure, tornando al problema dell'animale, se per esempio su quel tratto è prevista una recinzione per impedire che ci sia l'attraversamento, la recinzione risulta per esempio strappata, bucata in un determinato punto e proprio da lì è passato l'animale, in quel caso posso magari valutare se c'è una responsabilità dell'ente per la mala manutenzione, però è da vedere caso per caso, insomma. Beh, è normale, no? Purtroppo, come abbiamo detto, ci sono le famose varianti, no? In corso d'opera. Senta, avvocato, negli ultimi anni, non pretendo la statistica al 100%, sia chiaro, però negli ultimi anni quanti casi, ad esempio, avete seguito proprio di sinistri della strada provocati per danni o per incuria o addirittura per animali e via dicendo? Ma negli ultimi anni io personalmente ne ho visti un 7-8, non sono frequentissimi, poi ce ne sono vari sui quali purtroppo non si può fare nulla. Quello invece è il numero di casi che sono stati affrontati seriamente, che poi hanno portato a un risarcimento. In altri casi appunto si è verificato il fatto, però purtroppo per un motivo o per un altro non era risarcibile il danno, perché per esempio era il caso della persona residente che da mesi conosceva l'esistenza della buca. Lì c'è una responsabilità sicuramente comunale che non ha operato la dovuta manutenzione, ma in quel caso lì la difesa del comune è quella: tu eri perfettamente a conoscenza dell'esistenza della buca, puoi fare tutte le pressioni che vuoi, ma non puoi dire che non la conoscevi e sei caduto accidentalmente. La fortuna vuole che magari, sperando sempre di non farsi male gravemente, no? Ma che ci siano magari solo danni materiali, la fortuna vuole che magari in quel momento ci sia una telecamera, qualcosa che abbia immortalato magari l'evento, in modo tale da... Certo. Cioè, sembra quasi da ridere, no? Però fa quasi sorridere quello che stiamo dicendo, però bisogna appellarsi magari in questo caso al VAR, nella speranza insomma di ottenere il giusto, no? In un certo senso. No, è vero, è vero. Certo che devo dire la verità, già è tutto complicato per quanto riguarda il discorso legale in Italia. Anche qui veramente si aprono in corso d'opera, come ha detto lei, si aprono in corso d'opera davvero tante varianti, incroci o rotonde, no? Tanto per essere chiaro. Sì, per rimanere in ambito stradale sì. Certo. Sì. E non solo, immaginiamoci il resto, no? Se in ambito stradale ci sono tutte queste circostanze che per poter arrivare, insomma, e poi comunque i tempi non sono così celeri, no? Sono anche lunghi, anche no, nel caso sì. Assolutamente, come succede poi anche per i sinistri stradali tra veicoli, comunque i tempi per il risarcimento prevedono la guarigione completa la stabilizzazione dei postumi, insomma, del sinistro, poi la trattativa con l'assicurazione che da quel momento solitamente in qualche mese si risolve. Certamente. Io faccio l'esempio mio, è andato via un anno. Un paio d'anni fa mi è successo un sinistro della strada, per fortuna non, alla fine solo danni strutturali, non causa mia ma causa della parte di colui che mi è arrivato addosso, però dal giorno in cui c'è stato l'evento al saldo finale di tutto il contesto è esattamente un anno. Sì, ma più o meno sì, perché poi c'è tutto il decorso dell'infortunio, bisogna aspettare che quello si risolva. Poi paradossalmente più elevato il danno e più paradossalmente per esperienza personale è facile trovare una soluzione, un accordo con le assicurazioni in questo caso, perché poi ricordiamoci che anche per le insidie mi interfaccerò sempre di solito sempre, non di solito, con l'assicurazione che tratta, e più è grave il danno, più è facile che l'assicurazione si metta a discutere in maniera costruttiva. Certo. Cosa dobbiamo aggiungere, avvocato, ancora e poi chiudiamo? Sul punto è ovviamente sempre meglio non farsi niente, non farsi male. Nel caso è importante conoscere i propri diritti e saperli tutelare. Insomma, questo è rivolgersi a qualcuno per tutelarsi al meglio.
Chiaramente, come sempre io dico, coloro che ci stanno ascoltando e stanno guardando comodamente la trasmissione poi si possono tranquillamente affidare alle cure di acquirenti per quanto riguarda insomma gli eventuali dettagli, perché l'abbiamo detto, ognuno poi ci sono le varie varianti in corso d'opera, perché queste trasmissioni sono informative, no? Noi facciamo conoscere, parliamo di un caso e poi chiaramente, come avete visto già nel corso della puntata, abbiamo aperto più fronti, no? Perché ci possono essere casi estremi, tanto per chiarire le idee. Magari qualcuno di voi in questo momento che sta ascoltando e vedendo la nostra trasmissione è direttamente coinvolto in un sinistro e non sa come venirne fuori, perché ha provato altre strade e ha trovato ulteriori buche, tanto per citare quello che stiamo parlando stamattina. Tranquillamente avete il numero di acquirenti, vi potete consultare con i nostri amici di acquirenti e cercare insomma di approfondire quello che è il caso in questione. Grazie avvocato, buona Pasqua a lei e a tutto il suo staff. Buona Pasqua a tutti, grazie. Bene, noi ci risentiamo come sempre con lei e con gli amici di Acquirenti venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, chiaramente a colori, sperando che nel frattempo la connessione internet, io parlo del mio territorio, sia leggermente migliorata, perché ultimamente abbiamo dei problemi e mi scuso anche con i telespettatori se in certi casi e in certe dirette abbiamo avuto dei rallentamenti, non sono dovuti a noi, ma stanno lavorando da queste parti e ogni tanto il segnale ci saluta e dice abbi pazienza e quando voglia tornerò a collegarmi con te. Ecco. Non resta che salutarvi, darvi appuntamento più tardi con i nostri flash news per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. È tutto, buona giornata e buon pranzo per chi inizierà tra poco e come sempre ripeto, restate con noi perché l'informazione viene aggiornata minuto per minuto in modo chiaro e trasparente come nostra abitudine. Grazie ancora e buona giornata a tutti.